Record di contagi, l'arancione è inevitabile, slitta la campanella del rientro in aula per gli studenti, mascherine FFP2 a prezzo fisso. La regione stanzia 32 milioni, il tasso scende ma la Sicilia resta comunque in testa alla classifica. A distanza di 42 anni non si conoscono ancora i nomi dei killer che uccisero il 6 gennaio 1980 il presidente della regione. Alla diocesi di Agrigento un archivio sul movimento cattolico, appuntamento per sabato prossimo 8 gennaio alle ore 10. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Il contagio da Covid-19 in Sicilia continua a crescere a un ritmo senza precedenti. In una regione appena entrata in zona gialla sembra proprio che la zona arancione non si potrà evitare. Bisogna solo comprendere se arriverà fra 1 o 2 settimane e lavorare per evitare la zona rossa. Se non si riesce a frenare il contagio, arriverà entro poco più di un mese. Intanto a Palma di Montechiaro in 2 giorni si registrano 106 contagi ed una vittima. Il servizio di apertura del nostro direttore Arturo Cantella. Boom di nuovi contagi a Palma di Montechiaro, l'appello del sindaco: evitate i contatti con gli amici e i parenti e state a casa. Nella città del Gattopardo si sono registrati 106 casi e una vittima negli ultimi 2 giorni. Il sindaco comunica ai cittadini: pranzate e cenate solo con i vostri conviventi. L'ASP ha comunicato al sindaco di Palma che tra ieri e oggi sono registrati anche un caso di decesso, oltre ai 106 positivi. Il sindaco della città palmese ha mandato un messaggio di cordoglio alla famiglia della nuova vittima e ancora una volta ha lanciato un appello. È ancora in vigore il divieto di feste nei luoghi al chiuso, all'aperto, il divieto assoluto di assembramenti di qualsiasi natura in ogni luogo. Abbiamo 243 positivi, continua Castellino, pertanto mi preme raccomandare ai miei concittadini di non fare visite ai parenti non conviventi e di limitare al massimo i pranzi e le cene tradizionali solo tra conviventi e uscire di casa solo se strettamente necessario. Intanto torna a salire il numero dei tamponi processati, che sono 59.829, e il tasso di positività in Sicilia scende al 10,7. Sono 40 le vittime comunicate dalla regione, ma diverse risalgono ai giorni precedenti. Costante peggioramento della situazione negli ospedali, dove aumentano i ricoveri, 12 nuovi casi in ingressi in terapia intensiva, 6.415 casi di Covid registrati nelle ultime 24 ore nell'isola, su 59.829 tamponi processati. A causa dell'alto numero dei test effettuati, il tasso di positività scende al 10,7%. Gli attuali positivi invece nell'isola sono quasi 61.000, 60.922 per la precisione, in crescita di 5.542 unità. Dai numeri diffusi dal Ministero della Salute emerge che inoltre i decessi sono 40. Dalla Regione precisano che 1 risale a oggi, 7 a ieri, 6 a Capodanno, 1 al 31 dicembre. Sono 833 i guariti. Sul fronte ospedaliero continuano a crescere i ricoverati in regime ordinario, che sono 893, 21 in più di ieri. In terapia intensiva al momento si trovano 114 pazienti, 59.915 quelli in isolamento domiciliare. La ripartizione nelle varie province isolane è questa: Palermo 1.100 casi, Catania 1.087, Messina 1.222, Siracusa 227, Ragusa 642, Trapani 495, Caltanissetta 415, Enna 481 e la provincia di Agrigento 746. Fino al 31 marzo, data di cessazione dello stato di emergenza, è obbligatorio mettere le mascherine FFP2 in diversi ambienti. Prezzo fissato nelle farmacie a 0,75 centesimi. C'è il servizio. Alla luce dell'accordo tra la struttura commissariale, il Ministero della Salute e l'Ordine dei farmacisti, compresi Federfarma, Assofarm e le Farmacie Unite,
per la vendita delle mascherine FFP2 a prezzo calmierato presso le farmacie aderenti, l'Associazione di Consumatori Consumer Italia, per mezzo del suo coordinatore provinciale, avvocato Giuseppe Di Miceli, invita i consumatori a porre la massima attenzione ai prodotti che troveranno disponibili nelle farmacie e presso la grande distribuzione. Sarà obbligatorio indossare mascherine FFP2 nei seguenti casi: per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono a chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e altri locali simili, per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono a chiuso o all'aperto, per l'accesso e l'utilizzo di voli commerciali, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto fuori regione, treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri sempre fuori regione, quindi intercity, intercity notte, alta velocità, autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto sempre fuori la regione, autobus e pullman adibiti a servizio di noleggio con conducente, funivie, cabinovie, seggiovie, qualora utilizzate, mezzi di trasporto pubblico locale o regionale per le persone che hanno avuto contatto stretto con un confermato positivo al Covid-19 e che sulla base delle norme in vigore non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza fino al 10° giorno successivo e all'ultima esposizione al soggetto positivo. È quindi giusto per Consumer calmierare i prezzi in seguito all'obbligatorietà dell'utilizzo, ma bisogna anche fare attenzione alla validità del prodotto. Consumer Italia, conclude il comunicato del suo coordinatore Giuseppe Di Miceli, si impegna pertanto a monitorare il mercato nei prossimi giorni per valutare la diffusione del DPI validi che tutelino realmente la salute della comunità e dei singoli cittadini. In fila per i tamponi. I pareri di chi attende il test. Ci sono le interviste. Come giudica questo servizio? Ma si potrebbe migliorare, è un servizio che si potrebbe migliorare o aprendo, come credo che stiano facendo, qualche altra postazione per fare i tamponi in questo modo. Lei fa il tampone per controllo o deve fare per lavorare? Per controllo, no, per controllo. Io sono vaccinato esclusivamente per controllo. Ieri mattina la signora del call center mi ha fatto la prenotazione alle 10 per oggi. Ho detto ma devo andare con la macchina? Dice no, va, si presenta lì. E invece ho fatto 3 ore, già è la terza ora di fila. Quindi che si mettono insieme e diano una sola notizia giusta ai cittadini che vogliono fare i tamponi, i vaccini, perché c'è una confusione totale. Siamo accampati perché là non sapevo quale fila seguire dalla prefettura in poi, però poi i vigili ci hanno aiutato e siamo qua in fila. Lei fa il tampone per controllo? Per controllo, sì. Quindi è vaccinato? Sei vaccinato. Io ieri ho provato a chiamare perché sapevo che qua facevano la prenotazione e ho la prenotazione alle 8:55, ma sono arrivato qua e mi hanno detto di mettermi in coda, quindi quella prenotazione praticamente che valenza ha se io devo fare la fila come la fanno gli altri senza prenotazione? Guardi, è dalle 9:30 che io attendo dove c'è la fiera attualmente, sono le 10:20, quindi quasi un'ora. Rispetto ad altri è andata bene fino a questo momento? Sì, sicuramente sarà andata bene. Oddio, il servizio non è che sia cattivo, però si potrebbe snellire in un altro modo, trovare una soluzione migliore per quanto riguarda le file, eccetera. Lei ha fatto la prenotazione? No, io sto venendo a farlo, io ho fatto già, sono vaccinato. È una questione di sicurezza perché devo fare la terza dose, però purtroppo dobbiamo aspettare. Tampone per controllo, vaccinato? Sì, sono vaccinato, abbiamo tutte e due il Green Pass, però nonostante sia un tampone rapido dobbiamo fare tutta sta fila con prenotazione, non si capisce veramente. 2 ore e mezzo. Addirittura? Ma lei è vaccinata? Sì, tutte e 3. E fate per controllo questo tampone? Certo, logico. Ha fatto la prenotazione? Ringraziamo a Dio, è tutto a posto. Qua abbiamo quei fogli e tutte cose. Il tesserino di questo qua, come si chiama qua? Green Pass, tutto regolare. tutto Però per regolare. controllo state facendo questa Sì, fila per fare il esatto, tampone. esatto, per stare tranquilli noi e rilassati, perché ci serve a tutti. Un po' disorganizzato. Perché? Ma perché
C'è troppa fila, non si può così aspettare tanto. Il primo tampone ed era negativo. Siccome sto male, vediamo quello che c'è e quello che non c'è. Io credo che non c'è niente, poi non lo so. Come giudica questo servizio? Oh, buono, ottimo. Parliamo adesso dei danni economici e psicologici che questa pandemia continua ad arrecare. L'intervento di Antonio Cottone, presidente della Federazione Italiana Pubblici Esercizi. Vediamo. Non è andato assolutamente come programmato e anche in piena corsa, quindi il 24 sono uscite, il 23 e il 24 sono uscite fuori le ulteriori restrizioni che hanno portato a tanti annullamenti per il Capodanno e quindi molti di noi si sono trovati costretti a fare un bilancio se valesse la pena o meno di festeggiare il Capodanno e il cenone e hanno dovuto addirittura annullare. E noi nello specifico abbiamo dovuto annullare in 2 sedi, ma tanti e tanti nostri colleghi hanno seguito la nostra stessa linea, hanno dovuto chiudere. Chi lo ha fatto nell'assoluto rispetto delle regole, ma con numeri assolutamente risicati, perché poi ovviamente non ci si poteva alzare per ballare, si poteva fare solo la cena. Tutto questo di riflesso anche durante i 15 giorni precedenti, che invece sono sempre stati un toccasana per l'economia della ristorazione, perché tra le cene sociali e le cene di famiglia c'erano le classiche tavolate, fra virgolette, ma che sono venute a mancare e quindi hanno anche fatto perdere un'altra fetta di fatturato. Il passaggio gialla, zona gialla, praticamente cambia poco. In Sicilia l'ordinanza regionale già ci imponeva l'utilizzo della mascherina anche all'aperto e questo quindi è cambiato poco. In zona arancione dovremmo limitare il numero dei tavoli e quindi dei commensali all'interno del tavolo si limiterebbe a 4 o più solo se congiunti o familiari. Questo ovviamente oltre al danno tecnico e pratico è anche un danno psicologico, perché la gente ovviamente, come già succede, ha anche poca empatia e poca volontà di andare in giro, di andare fuori, di andare a cenare, di andare a rilassarsi, perché comunque questa variante, che è molto più contagiosa, sta prendendo notevolmente campo. Ed è stato un problema anche di scetticismo da parte della gente di voler proprio festeggiare, di voler frequentare i luoghi particolarmente frequentati, scusate il gioco di parole, ma è proprio così, nel senso che anche gli spazi all'aperto hanno visto una poca affluenza di pubblico. Il contagio da Covid-19 fa slittare di un giorno il ritorno in classe in Sicilia. Si torna a scuola tutti il 10 gennaio, uno slittamento solo formale visto che quasi tutti gli studenti avevano comunque stabilito questa come data di rientro. Arturo Cantella. La riapertura delle scuole in Sicilia dopo la pausa delle festività di fine anno è fissata il prossimo 10 gennaio. Lo ha deciso d'intesa con il presidente della regione Musumeci, con il DASOE dell'assessorato alla salute, l'assessorato all'istruzione e alla formazione professionale della regione siciliana, in variazione a quanto previsto dal decreto assessoriale del 5 luglio 2021. Abbiamo preso questa decisione, spiega l'assessore Lagalla, in seguito all'odierna riunione della conferenza delle regioni, in esito alla quale è emersa l'esigenza di acquisire uno specifico parere del CTS nazionale che in relazione all'andamento della pandemia sia in condizioni di escludere una possibile ed eventuale ricaduta negativa sulla riapertura delle scuole. Alla luce dell'attuale quadro epidemiologico, aggiunge la Galla, durante la riunione è stata fatta presente anche l'esigenza di una revisione delle procedure di tracciamento dei contatti scolastici, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione dei controlli sanitari e di gestione delle quarantene. La Regione siciliana, nel condividere la posizione dei rappresentanti regionali e in attesa del parere richiesto al CTS, ha perciò ritenuto di uniformare il proprio calendario didattico a quella delle altre regioni italiane. Il provvedimento riguarda in Sicilia anche le scuole di ordine e grado, i corsi di formazione professionale in obbligo scolastico e le fondazioni ITS. Parliamo adesso di lotta alla dispersione scolastica. La Regione stanzia 32 milioni di euro. Il tasso scende, ma la Sicilia resta comunque in testa alla classifica. Arturo Cantella.
Prosegue l'impegno del governo Musumeci nella lotta alla dispersione scolastica e alle povertà educative in Sicilia. Sono 32 milioni e mezzo dotati nel nuovo piano straordinario 2021-2023 presentati in conferenza stampa a Palazzo Organs dal presidente della regione Musumeci e dall'assessore all'istruzione La Galla. Presente anche il dirigente dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia Patrizia Fasulo e il dirigente generale del Dipartimento Istruzione della Regione Valenti. Alla conferenza stampa hanno partecipato anche rappresentanti di varie istituzioni scolastiche coinvolte. Tra i destinatari del finanziamento le scuole di Canicattì, l'Istituto Verga, Santo Stefano Quesquina, l'Istituto Panepinto, a Sciacca il Secondo Circolo Sant'Agostino, a Racalmuto l'Istituto Leonardo Sciascia, a Canicattì l'Istituto Galilei, a Palma di Montechiaro l'Istituto Odierna, a Sciacca l'Istituto Don Michele Arena. Nella lotta alla dispersione scolastica e alla povertà educativa abbiamo speso circa 120 milioni di euro, stiamo lavorando per riproporre le iniziative che hanno consentito risultati significativi, quindi il tempo pieno per la scuola elementare e poi laboratori formativi, il recupero dei ritardi nell'apprendimento, la possibilità di tirocini e di apprendistato, l'orientamento scolastico per i ragazzi che, completata la scuola media inferiore, uso i vecchi parametri, debbono scegliere dove andare nelle scuole superiori. Ecco, sono risultati significativi. Pensate che sulla dispersione noi siamo passati dal 24,3% al 19,4%, un risultato veramente importante, frutto di una rete che ha funzionato con Roma, con Palermo, con gli istituti scolastici, con il personale dirigente, con l'ufficio scolastico regionale. L'assessore La Galla è stato bravo a mettere assieme sinergie che hanno portato a risultati significativi. Siamo ancora insoddisfatti, dobbiamo e vogliamo fare molto di più ed è per questo che abbiamo già oggi presentato il programma per il 2022 che continuerà ad accompagnarci per i prossimi anni. Sono ulteriori 30 milioni, 2,5 che fanno il compimento a 32,5 sono già stati spesi per il tempo d'estate e il recupero degli apprendimenti post-Covid. I 30 milioni saranno destinati ad una serie di azioni per l'ulteriore limitazione della dispersione scolastica, 20 per interventi sugli edifici per il miglioramento e la qualificazione degli spazi comuni, 10 per il potenziamento del tempo pieno delle elementari, il miglioramento degli apprendimenti e l'orientamento nelle scuole medie e negli istituti tecnico-professionali superiori. Proseguono a Ravanusa gli accertamenti tecnici sulle cause dell'esplosione che l'11 dicembre ha sventrato un intero quartiere uccidendo 9 persone. Vediamo. Continueranno anche oggi per altri 3 giorni gli accertamenti irripetibili iniziati a Ravanusa dopo una lunga riunione che si è svolta nella mattinata di ieri che ha visto le parti confrontarsi tra loro. Da un lato i consulenti degli indagati che hanno fatto delle osservazioni e delle proposte operative recepite dai pubblici ministeri. Una lunga riunione nella biblioteca di una scuola attigua alla via Trilussa, l'Istituto Manzoni, a pochi metri dall'esplosione che ha provocato la strage. Prima quindi di indossare i caschi di protezione, le scarpe antinfortunistiche e gli altri dispositivi e iniziare quindi gli accertamenti. Dopo un lungo confronto, finito intorno alle 15 di ieri, si è dato il via agli scavi per localizzare esattamente il punto della perdita del gas che poi ha creato un'enorme bolla saltata per aria accidentalmente. Da oggi ci sarà proprio una prova di forza sottomessa a pressione del gas l'intera zona di via Trilussa dove è avvenuto lo scoppio. Un gas o qualcosa di simile sarà immesso nella condotta in modo che si possa evidenziare dove si trovava la falla che causò la perdita del metano e quindi la strage, sotto ovviamente l'attento controllo dei tecnici della procura che dovranno individuare l'esatta localizzazione della perdita,
Ma i controlli della Procura non interesseranno solo quella piccola porzione di territorio vicino a Via Trilussa, ma anche quelle altre che passano sottoterra, ovvero quelle della luce e anche quella dell'acqua, in modo da avere una sezionatura di ciò che attraversa il sottosuolo, utilizzando, ricordiamo, una sostanza vaporizzante che permetterà una migliore localizzazione di eventuali perdite del gas. Ricordiamo che il pool della Procura di Agrigento, presieduto dal capo dell'ufficio Luigi Patronaggio e dell'aggiunto Salvatore Vella, composto anche dai pubblici ministeri Sara Varazza e Chiara Bisso, l'ultimo giorno dell'altro hanno fatto notificare dai carabinieri l'avviso di garanzia a 10 indagati, ovvero ai vertici nazionali e regionali di Italgas Reti, società che gestisce la condotta del gas per l'ipotesi di reato di disastro, omicidio colposo e lesioni colpose. Anche la Procura, atto che la Procura ha definito dovuto, come previsto dallo stesso capo dei PM, con una nota per consentire agli indagati di partecipare alle attività tecniche in contraddittorio. Italgas Reti SpA si è subito dichiarata disponibile a ogni tipo di collaborazione con l'autorità giudiziaria. Vedremo quali saranno gli sviluppi dell'operazione Verità iniziata ieri. Antonio Calandrino, 62 anni, il carrozziere in pensione che la notte di Natale rimase coinvolto in una lite tra due fidanzati a Castelvetrano, è morto in ospedale. Era ricoverato dal 25 dicembre scorso al Villa Sofia a Palermo. Secondo una prima ricostruzione, la notte di Natale l'uomo sarebbe uscito di casa attirato dalle urla di una coppia che stava litigando vicino alla sua autovettura. All'invito ad allontanarsi dall'auto, il carrozziere sarebbe stato spinto giù dalla giovane di 23 anni verso un parapetto, facendo un volo di circa 4 metri lungo le scale. È morto Nunzio Chisari, il ciclista catanese di 50 anni che la vigilia di Natale era stato vittima di un incidente durante un'escursione sui Nebrodi. Con la sua mountain bike era andato nel bosco Malabotta sui Nebrodi. I familiari, non vedendolo tornare, avevano allertato le forze dell'ordine per segnalare la sua scomparsa e dopo diverse ore il cinquantenne era stato ritrovato. Per tutta la notte le squadre dei tecnici della stazione Etna Nord, del soccorso alpino e speleologico siciliano, i militari del SAGF, del comando provinciale di Catania, della Guardia di Finanza e i volontari dei Vigili del Fuoco del distaccamento del territorio avevano battuto i sentieri della zona di ricerca. Solo l'indomani, intorno alle 7, una seconda squadra della stazione Etna Sud del SAS aveva continuato le ricerche fino al ritrovamento del biker. Il cinquantenne era stato soccorso e trasportato in elisoccorso all'ospedale Papardo di Messina. Dopo 8 giorni d'agonia, Chisari è morto. Dal 3 agosto del 2020 di Viviana Parisi e del figlio Gioele non vi è stata più traccia a Venatico, in provincia di Messina. Poi Viviana Parisi è stata rinvenuta cadavere ai piedi di un traliccio dell'alta tensione l'8 agosto. A circa 800 metri di distanza in linea d'aria furono ritrovati i resti dilaniati da animali selvatici del piccolo di 4 anni. Ebbene, il Tribunale di Patti ha archiviato le indagini ritenendo con assoluta certezza che si sia trattato di un omicidio-suicidio, ovvero la donna, in precario stato di salute mentale perché afflitta da mania di persecuzione, avrebbe ucciso il figlio e poi si sarebbe suicidata. A tale tesi non si rassegna il marito di Viviana, Daniele Mondello, che offre una ricompensa di 10.000 euro a colui che offre elementi utili per riavviare le indagini. Mondello ha scritto sui social: offro una ricompensa di 10.000 euro a coloro che sapranno fornirmi informazioni utili e veritiere sull'omicidio di mio figlio Gioele e di mia moglie Viviana. A distanza di 42 anni non si conoscono ancora i nomi dei killer che uccisero il 6 gennaio 1980 il presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. Finora la famiglia non ha mai parlato dell'inchiesta sull'omicidio riaperta nel 2018 dalla Procura di Palermo, ma tra pochi giorni i due titolari dell'indagine, il procuratore Francesco Lovò e il suo aggiunto Salvatore De Luca, lasceranno il Palazzo di Giustizia per guidare altre procure. Dopo 42 anni la mia famiglia
diritto, afferma il nipote omonimo Piersanti Mattarella di 35 anni, di conoscere finalmente la verità sull'omicidio di mio nonno. Non abbiamo mai avuto alcuna notizia da parte della Procura di Palermo sullo stato delle indagini. Ora però chiediamo verità e giustizia. Il contesto in cui matura l'omicidio di Piersanti Mattarella merita di essere oggetto di una riflessione storica approfondita. Il 2022 è un anno importante in cui ricorderemo il 30° anniversario delle stragi di Capaci e Via D'Amelio, ma anche il 40° anniversario dell'omicidio della Chiesa. Spero che sia un anno in cui l'affermazione del diritto e la verità faccia dei passi significativi. È un compito che spetta anche alla magistratura, ma è interesse dell'intera collettività. A parlare in una intervista esclusiva all'ADN Cronos è il presidente del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, alla vigilia del 42° anniversario dell'omicidio del presidente della regione siciliana, avvenuto il 6 gennaio del 1980 a Palermo. Sull'omicidio di Piersanti Mattarella, per Antonio Balsamo, ci sono state nel corso del tempo impostazioni molto diverse tra di loro. Una prima impostazione che sostanzialmente era stata elaborata già da Giovanni Falcone, che aveva ipotizzato una sinergia ed una convergenza di interessi tra criminalità organizzata di tipo mafioso e ambienti terroristici, spiega Balsamo. Questa impostazione aveva dalla sua non solo la individuazione di un quadro probatorio complessivo, ma anche il riconoscimento fatto della signora Irma Chiazzese nei confronti del killer che aveva assassinato il marito, quindi una scena che di regola rimane scolpita nella memoria. In realtà questa impostazione da parte di Giovanni Falcone era estremamente articolata, diceva che si trattava di omicidi di matrice mafiosa, ma il movente non era esclusivamente mafioso. E ancora, prendendo spunto da alcune dichiarazioni contenute nella sentenza del maxi processo, si spiega che ci sono in maniera incontestabile già prima del 1980, soprattutto a Roma, contatti e rapporti significativi e continui nel tempo tra esponenti della criminalità comune, terroristi di estrema destra e uomini di Cosa Nostra, come in particolare Pippo Calò, che nel frattempo viene condannato per la strage sulla Rapido 904. Ma l'aspetto nuovo su cui vale la pena riaprire una discussione è la sentenza emessa nel gennaio del 2020 dalla Corte d'Assise di Bologna, conclusione del giudizio di primo grado nei confronti di Gilberto Cavallini sulla strage di Bologna, spiega ancora il presidente. Una pronuncia recente, ovviamente una sentenza di primo grado, il giudizio di appello è stato rinviato al 2023, quindi non è una vicenda su cui ci sarà certezza processuale in tempi brevi. Nella sentenza ci sono una serie di indicazioni di grandissimo interesse che richiamano in maniera puntuale l'impostazione data all'origine da Giovanni Falcone. Balsamo ricorda il commento del cardinale di Palermo Pappalardo, che nell'omelia del funerale di Mattarella dice che oltre alla mafia ci devono essere anche altre forze occulte. Oppure Pio La Torre, che subito dopo l'assassinio fa un parallelo tra l'omicidio Mattarella e l'omicidio di Aldo Moro, parlando di una analogia politica impressionante, e poi dice che l'attentato avviene mentre a Palermo avvengono alcuni fatti sconvolgenti. Siamo di fronte a una scelta terroristica che colpisce sempre più in alto. La Torre parla di convergenza obiettiva tra mafia e terrorismo. Uno degli aspetti significativi che è stato a volte sottovalutato è il fatto che Piersanti Mattarella in quel periodo storico diventa uno degli interlocutori privilegiati delle più alte istituzioni italiane ed europee. Rappresenta un'alternativa totale rispetto a questa drammatica involuzione della Sicilia, che era al centro delle stragi di mafia. E quindi in sostanza questa visione internazionale del ruolo della Sicilia attraverso un rafforzamento della legalità in tutte le attività politiche crea una evidente situazione di conflitto tra due opposte linee di tendenza. Senza dubbio è uno degli scenari in cui si può collocare l'omicidio Mattarella. C'è poi un dato che fa riflettere. All'acquisto di una posizione di autorevolezza nazionale e internazionale corrisponde il compimento da parte di Cosa Nostra di attacchi criminosi, non soltanto di altissimo livello, ma accompagnati da evidenti tentativi di depistaggio. Sui depistaggi che seguirono le vicende della Daura ci sono diverse pronunce importanti. Per quanto riguarda i depistaggi seguiti invece all'omicidio Mattarella c'è un interessante riferimento nella sentenza della strage di Bologna. E questo è tutto quello che sino ad oggi riusciamo a sapere.
Ad Agrigento domani 6 gennaio, giorno dell'Epifania, alle ore 11:30 nella Basilica Cattedrale di San Gerlando il coro dell'Associazione Filarmonica Santa Cecilia, presieduta da Giuseppe Montana Lampo, animerà una solenne messa in memoria del presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella, a 42 anni dal suo assassinio. Bilancio positivo per Destinazione Agrigento, il programma degli eventi organizzato per le festività natalizie dal Comune di Agrigento con il patrocinio dell'Assessorato regionale del turismo, in collaborazione con il Distretto turistico Valle dei Templi, Parco archeologico e paesaggistico della Valle, la grande partecipazione di pubblico per le vie e le piazze della città, al teatro e nelle chiese, il clima festoso e suggestivo che sono riusciti a creare gli artisti impegnati nei diversi eventi, rappresentano un obiettivo raggiunto nonostante le limitazioni determinate dal Covid-19. Siamo riusciti a trasmettere un'atmosfera di fiducia e di speranza ai nostri concittadini e ai numerosi visitatori, ha dichiarato il sindaco di Agrigento attraverso un comunicato stampa del distretto turistico Valle dei Templi, Miccichè. Siamo certi che da questo anno potremo guardare al futuro con più ottimismo, con la certezza che Agrigento sarà una delle mete turistiche apprezzate della Sicilia sud-occidentale. Per la prima volta siamo riusciti a coinvolgere l'intera città nell'organizzazione, ha affermato l'assessore Ciulla. Possiamo dirci soddisfatti di questo programma di eventi con cui la Regione siciliana, attraverso l'Assessorato regionale del turismo, ha voluto concentrare la sua attenzione sulla città di Agrigento, portando beneficio all'intero territorio, e questo è il commento di Lillo Pisano, vice capo di gabinetto dell'assessore regionale al turismo Maglio Messina. Abbiamo voluto estendere il clima natalizio fino al mare, accendendo gli alberi del Natale non soltanto in ogni quartiere ma anche a San Leone e sulla spiaggia, ha affermato anche l'amministratore del distretto turistico Valle dei Templi Fabrizio Lagaipa. È stata una sperimentazione che ha riscosso un successo d'immagine sulle testate nazionali e regionali, per questo credo che possa ripetersi per diventare un rito irrinunciabile per le località balneari e per la comunità agrigentina. Quindi si rinvia alla prossima estate. Il previsto spettacolo al Teatro Priandello e la sfilata dei Re Magi a cavallo programmati per il 6 gennaio sono stati annullati anche in osservanza delle nuove indicazioni pervenute dalle autorità competenti per prevenire il disagio. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco vi aspetto. Tenere memoria della democrazia cristiana, questa l'iniziativa di cui è promotore Enzo Di Natali. Vediamo. Professore Di Natali, un'iniziativa sicuramente lodevole, quella di istituire un fondo editoriale dove si trova il ricordo attraverso dei documenti donati della democrazia cristiana. Ecco, ce ne parli. Sono trascorsi ormai diversi decenni da quando è finita la democrazia cristiana. Questo partito che per 50 anni ha governato l'Italia, ha governato a livello nazionale, a livello regionale e anche a livello provinciale, presente in tutti i comuni. In questi 50 anni i democristiani hanno prodotto tanto materiale, facsimili, relazioni, interventi, iniziative come congressi a qualsiasi livello, ed è giusto che tutto questo patrimonio che ha fatto grande il movimento cattolico e la nostra Italia venga conservato per dare memoria a quelli che verranno. Per questo fine noi abbiamo chiesto alla diocesi di istituire un fondo presso l'archivio storico della diocesi di Agrigento, rivolgendoci al direttore padre Lentini, il quale, sensibile alla nostra richiesta, ha accolto ben volentieri di raccogliere, di depositare nel proprio archivio tutti i documenti che le persone hanno in riferimento alla democrazia cristiana. E sabato mattina, in una cerimonia così molto semplice, verrà consegnato tutto il materiale, qui va il nostro primo riconoscimento a Libertino Sorge. Libertino Sorge è stato un funzionario della democrazia cristiana,
quando la Democrazia Cristiana aveva la sede in Viale Leonardo Sciascia qui ad Agrigento. E Libertino Sorce, allora, quando finì la Democrazia Cristiana e si dovette lasciare la sede, prese tutto questo materiale prezioso e lo portò a casa sua e salvò un archivio meraviglioso che adesso sarà depositato presso l'archivio storico della diocesi di Agrigento per metterlo a disposizione degli studiosi. Colgo l'occasione di rivolgere un caloroso appello a deputati nazionali, regionali, a consiglieri comunali, a tutti coloro che hanno orbitato attorno alla Democrazia Cristiana di poter donare i propri documenti storici che riguardano la Democrazia Cristiana, a cui poter fare anche un domani una storia, una pubblicazione. Questo lavoro che noi faremo non farà altro che arricchire il movimento cattolico nella nostra provincia di Agrigento. Il sindaco Franco Miciche e l'assessore comunale ai lavori pubblici di Agrigento Gerlando Principato annunciano che il comune è pronto a affidare i lavori per rimediare ad uno smottamento stradale in via Plebis Rea. Principato afferma: l'AICA ci ha inviato tutta la documentazione del progetto, il comune di Agrigento si è subito attivato per l'affidamento dei lavori che ammontano a circa 70.000 euro. L'intervento sulla via Plebis Rea e anche sulla via delle Mura prevede la posa in opera delle nuove tubazioni e rifacimento della pavimentazione, ripristinando inoltre tutto ciò che è stato danneggiato dalle perdite idriche. Si tratta nella maggior parte dei casi di fatture che in realtà non sono mai state notificate. La prima cosa da fare è che è consigliato e che consiglio a tutti i cittadini intanto è verificare se le fatture che sono oggetto di questi solleciti che loro hanno inoltrato a mezzo raccomandata, se le fatture che sono inserite in questo prospetto sono state realmente notificate o comunque sono pervenute. Ha ricevuto non soltanto il bollettino ma la fattura, perché il bollettino è accompagnato, si accompagna alla fattura, ma la cosa fondamentale il documento contabile è la fattura, non il bollettino di conto corrente, perché soltanto nel momento in cui il cittadino riceve la fattura è in quel momento che può entrare in contraddittorio con il proprio gestore idrico, perché può verificare l'esattezza delle misurazioni, le eventuali anomalie, quante volte sono passati. C'è un discorso anche di trasparenza di alcuni parametri che devono essere inseriti e scritti nella fattura. Se tutto questo non avviene perché la fattura realmente non è stata mai notificata o comunque non è mai pervenuta all'utente, è chiaro che si può tranquillamente reclamare dicendo io non ti posso pagare perché tu non mi hai mai inoltrato nel corso degli anni queste fatture di cui tu mi chiedi il pagamento adesso, diffidandomi entro 15 giorni di pagare. Le fatture che sono giunte nel corso del 2020 sono fatture che richiamavano gli anni 2015-16, mentre poi nel settembre del 2020 arrivarono in un unico anni 2017, 18 e 19. Noi abbiamo impugnato per chi ovviamente ha voluto proseguire l'azione, quindi non fermarsi all'azione soltanto extragiudiziale, ma per chi ha voluto proseguire dinanzi ai giudici e portare all'attenzione dei giudici tutte queste fatture. Noi abbiamo proseguito le azioni dinanzi al Tribunale di Trapani, dinanzi ai giudici di pace e ci hanno dato ragione perché le fatture 2015, 16 e 17 sono state tutte annullate per coloro ovviamente che si sono azionati in quella sede per prescrizione breve, perché adesso la prescrizione ricordo che è di 2 anni a partire dalle fatture che hanno data scadenza pagamento 2020. Qual è l'equivoco su cui l'EAS gioca? Che per loro la prescrizione breve non opererebbe perché le fatture sarebbero state messe nel 2019 anche se notificate poi nel 2020. In realtà non è così, perché la legge di bilancio 2018 che ha introdotto l'istituto della prescrizione breve, quindi riducendo la prescrizione da 5 a 2 anni, scrive letteralmente che a valere delle fatture del sistema idrico, anche se emesse nel 2019, ma se la fattura ha data scadenza pagamento 2020, rientra nella nuova previsione della prescrizione breve. Il cittadino può eccepire la prescrizione dicendo io non ti pago perché ti eccepisco la prescrizione di questa fattura. Le fatture sono annullabili su istanza di parte ed è solo il giudice che può annullare le fatture, perché AS si difende nei vari giudizi e lo ha scritto anche sul proprio sito che non intende accettare non riconosce la prescrizione biennale di queste fatture.
Domani 6 gennaio, giorno dell'Epifania, si svolgerà regolarmente il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti ad Agrigento. Gli operatori ecologici di Sede SEA raccoglieranno come secondo calendario il secco indifferenziato, raccolta regolare anche a Favara, dove gli operatori si occuperanno dello svuotamento dei mastelli di umido e carta. Nelle ultime settimane del 2021 abbiamo, dopo alcune circolari del Ministero dell'Economia, abbiamo notato che non era possibile fare la cumulabilità del credito d'imposta e quindi abbiamo, da rappresentanti delle imprese, portato all'attenzione, in collaborazione ovviamente col segretario regionale Giglione e quindi con la CNA nazionale, questa problematica che avrebbe sicuramente penalizzato le aziende del Sud. In parole povere, cosa succede? Che il credito d'imposta previsto dalla legge di stabilità del 2021 permetteva alle aziende del Sud di usufruire del 50% su Industria 4.0 e del 45% per il bonus Sud, più addirittura un 5% della legge Sabatini, a coprire il 100% del costo. Con le circolari che sono uscite fuori a ottobre e l'ultima del 30 novembre c'erano dei dubbi addirittura su chi già aveva investito e doveva scegliere o uno o l'altro finanziamento. Siamo riusciti a portare sul tavolo del Ministero questa problematica e il 31 dicembre 2021 il Ministero, con un chiarimento su quella circolare che aveva emesso, ha chiarito che la cumulabilità è fattibile e quindi, vista la situazione economica, visto il rilancio dell'economia, soprattutto post-Covid, non era il momento, diciamo, di mettere le aziende in difficoltà, anzi chi in questo momento ha voglia di investire e vuole investire deve essere chiaro, nero e bianco, non possiamo stare sul grigio. Gli imprenditori quando investono devono sapere che prendendo quella strada arrivano a quell'obiettivo. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.